Filo spinato, torrette di controllo lungo il perimetro è l'ex base missilistica immersa nella campagna veneziana tra campi di grano e un gruppo sparuto di case, Conetta appunto, frazione di Cona, 197 anime. È qui che nelle prossime ore troveranno casa i primi 50 profughi di cui una parte provengono dal residence di Eraclea. Un primo stabile sarà allestito a dormitorio, il secondo invece sarà la mensa. All'interno un via vai di furgoncini e di persone che lavorano per rendere riutilizzabile l'ex base dismessa da 3 anni. In mattinata, alla visita del prefetto e del questore, mentre il primo cittadino Alberto Panfilio ha allertato l'ASL per verificarne la situazione igienico-sanitaria. Se non sarà adeguata, l'ordinanza è già pronta per bloccare tutto. La mia preoccupazione è 50, 60, 100 persone che usciranno da questa base e arriveranno in piazza di questa piccola frazione di Conetta. Come potranno in qualche maniera interfacciarsi con la popolazione locale che durante la giornata è fatta di vecchi e bambini? Una frazione in mezzo ai campi, dove a parte la piazza del paese non c'è un negozio, un bar, un panificio, nemmeno una linea di trasporto pubblico. Dove andranno durante il giorno si chiede per primo lo stesso sindaco. Un cartello invita al saluto, segno di educazione, mentre l'unico momento di vita del paese, la sagra, è in pieno allestimento. Conetta, frazione a 15 km da un'altra ex base militare, Bagnoli, dove altri profughi saranno accolti, 2 hub provinciali vicini, talmente vicini, richiamando l'idea di hub regionale. Il sindaco Milan di Bagnoli appunto a darci informazioni di quello che sta avvenendo. Non ho notizie perché ovviamente la prefettura è una prefettura diversa, Bagnoli in provincia di Padova, però la questione dai giornali è in questi termini. Un'idea, quella di hub regionale, rigettata dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. L'hub regionale noi siamo assolutamente contrari, abbiamo detto fin dal primo giorno, anche perché non è un sistema per risolvere il problema. L'anno scorso sono arrivati 170.000 immigrati, quest'anno saranno circa 200.000 e di qui a questo passo faremo in modo che tutta l'Africa se ne venga in Italia. In paese c'è già chi parla di bloccare l'accesso alla base con i trattori o di fare un fossato. Il primo passo è la sicurezza e la convivenza, dice il sindaco, ma se questo non ci sarà garantito, noi dobbiamo difenderci. intanto in un altro comune del Veneziano, a None Veneto, il 14° della provincia veneziana attivato per l'ospitalità, vede dalla notte scorsa un gruppo di cittadini in presidio permanente fino a domenica davanti al palazzo, dove sono destinati un'ottantina di profughi sempre di Eraclea.